Ucraina, emerge un nuovo eccidio a Makariv, 132 corpi, segni di torture e online l'archivio dei crimini russi. Zelensky: non riesco più a piangere. Con le armi all'Ucraina, rischio scontro diretto USA-Russia, dice l'ambasciatore russo a Washington. Mosca cambia il capo delle operazioni militari. Dopo Pasqua riaprirà l'ambasciata italiana a Kiev, lo annuncia il ministro Di Maio, gli ultimi ad andarcene, tra i primi a tornare. Presidenziale in Francia, oggi silenzio elettorale, domani si vota al primo turno, nei sondaggi testa a testa Macron-Le Pen. Procida, capitale italiana della cultura, nel pomeriggio atteso il presidente Mattarella, l'isola che non isola, questo è il filo conduttore degli eventi dell'anno, volontari arrivati da tutta Italia. Buongiorno dal TG1. Un nuovo eccidio viene alla luce dopo il ritiro delle truppe russe dal nord dell'Ucraina. A Makariv, alle porte della capitale, scoperti i corpi di 132 civili, alcuni con segni di tortura, mentre ancora si contano le vittime della strage alla stazione di Kramatorsk. È l'ennesimo crimine di guerra, non riesco più a piangere, dice il presidente Zelensky. L'Italia, annuncia il ministro Di Maio, si prepara a riaprire l'ambasciata a Kiev. Ma ora andiamo sul luogo dell'ultimo massacro, il punto, con la nostra inviata Stefania Battistini.